Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di mercoledì 11 novembre, festa di San Martino. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi, che in prima pagina come titolo principale ha il seguente: contagi, ultimatum al Veneto. L'Istituto Superiore di Sanità chiede misure immediate. Ieri 48 vittime, Mattarella si informa e Zaia prepara l'ordinanza. E poi la fotonotizia della prima pagina dedicata allo sci, agli sciatori: caldo, poca neve e nuovi vincoli. Lo sci partirà il 18 dicembre. Ma andiamo all'interno del giornale. Conte: non si è perso tempo, ma ora bisogna stare uniti per non chiudere il paese. Natale va celebrato con prudenza senza mortificarlo, pronti ad aumentare i ristori anche nel 2021. Sulla riforma in Parlamento si può avviare un confronto su come modificare il titolo quinto. E c'è una lunga intervista proposta al primo ministro, di cui nel titolo, come abbiamo sentito, sono riassunti i temi principali. Ma torniamo alla tematica della pandemia. Morti record e 18.000 sanitari infettati. Emilia e Veneto e Friuli verso la stretta. Campania nel mirino, i NAS nei pronto soccorso, il Viminale: chiudere strade e piazze contro gli assembramenti. Vaccini, 5 giorni per somministrarli, le incognite della distribuzione. Serviranno 80 milioni di dosi perché va iniettato in 2 fasi separate, ma l'Italia è impreparata. E questo è il titolo di un articolo che affronta appunto il tema dei vaccini contro la pandemia. Ultimatum al Veneto dall'Istituto di Sanità. Zaia prepara l'ordinanza anti-affollamenti. Rischio arancione, governatore deciso a impedire nuove resse con limiti alla mobilità e adozione ferrea delle mascherine. La regione rafforza intanto le cure a domicilio ed eroga 12,8 milioni alle case di riposo. 5 giorni di chiusura per il bar al Bivio di Ponte nelle Alpi. Il provvedimento lunedì, dopo che sabato scorso erano stati trovati dei clienti oltre l'orario di chiusura. Sempre rispettate le norme, questa la risposta dei titolari del bar. E con questa notizia il Corriere delle Alpi apre alcuni aggiornamenti relativi alla pandemia, alle sue conseguenze, alla sua gestione in provincia di Belluno. Stretta nel weekend, linea condivisa tra regioni e sindaci, siamo al collasso. Questo è il titolo che introduce un articolo che fa il resoconto del vertice online che si è tenuto ieri tra Regione Veneto e sindaci dei comuni capoluogo. Massaro, il sindaco di Belluno: dobbiamo evitare gli assembramenti, i reparti Covid saranno pieni entro una settimana. Serve personale per le case di riposo e un tetto agli ingressi nei supermercati. Andiamo ancora avanti. Più ricoverati Covid oggi che a primavera. Si tratta del bollettino regionale di Azienda Zero. Superato il record del 1 aprile, quando era iniziata la discesa della curva. Ora invece è in piena salita per tutti i valori. Stagione al via per l'Immacolata, gli impiantisti prendono tempo. Stiamo parlando di sci. Più che probabile che l'apertura delle piste slitti a venerdì 18, mancano temperature per l'innevamento programmato. Il 20 nuovo incontro, vincoli troppo pesanti, non possiamo votarci al suicidio economico. Questo il commento della categoria degli impiantisti. Trento guarda al 15 dicembre, troviamo una data comune. Vertice fra le regioni interessate, l'assessore Failoni: c'è stata grande sinergia, si apra con la Coppa in Val Gardena. Sergio Pra: no fughe in avanti.
Il virus non frena anche in provincia di Belluno. Ieri 225 nuovi positivi. Negli ospedali 120 pazienti Covid, deceduti 2 degenti della parte alta della provincia. Restano 6 ricoverati nei reparti di terapia intensiva negli ospedali della provincia di Belluno. Visto l'aumento dei casi è stata attivata la struttura di comunità di Auronzo di Cadore. Costretti a lavorare bardati e sui nostri operatori pesa la paura del contagio. Questa la testimonianza del primario Giulio Trillò del SUM 118, primario che in una intervista spiega le difficoltà per chi opera durante questa pandemia. SOS Pediatri. Negli ambulatori anche 15 bimbi positivi al giorno. Il referente provinciale di categoria Giampaolo Risdonne: così non si va avanti, serve un lockdown. Molte visite avvengono per videochiamata o tramite l'invio di foto. Siamo al limite, questo il commento. Il sindacato sulle case di riposo: utilizzare i test molecolari. Andrea Fiocco della CGIL è preoccupato per gli alti numeri dei contagi nelle strutture per anziani. I focolai derivano dalla poca attendibilità dei test. E andiamo alla parte del giornale che riguarda la provincia di Belluno. Abitare a Belluno, la città è attrattiva, ma vanno migliorati i servizi in periferia. Questo una delle considerazioni nel lavoro di approfondimento del PAT della città capoluogo. Necessario anche lavorare su accessibilità e mobilità e riqualificare le aree dismesse e il patrimonio esistente. Oggi, festa di San Martino, Rasera Berna, a nome del Consiglio Comunale e il Sindaco di Belluno, incontrano Giorgio Zampieri, a cui è stato attribuito il premio San Martino 2020, che tradizionalmente veniva consegnato nella giornata di San Martino e che quest'anno invece sarà consegnato in un'altra data, quando sarà possibile anche organizzare una manifestazione pubblica. In 10 mesi persi 3.650 posti di lavoro in provincia di Belluno. Il Covid schiaccia l'occupazione. Il sociologo Cason: nel bellunesi la crisi è peggiore di quella del 2008, si aprono meno contratti. C'è grande incertezza per la pandemia e gli effetti delle misure prese dai governi. Sistemati il cortile all'asilo di Mussoi e alla mensa al Cairoli a Belluno. Il comune finanzia interventi per il distanziamento dei bimbi. Creato un accesso diretto al giardino per 2 classi di Mier. Proroga di 6 mesi per completare i lavori nei negozi di vicinato e così usufruire del bando di sostegno promosso dalla provincia di Belluno. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Uscito dal carcere, è arrestato di nuovo per furti di auto e biciclette. Dopo il periodo a Padova, le manette scattano in città. I suoi difensori stanno cercando di patteggiare la pena. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Villaga non sarà più la stessa senza di te. Ciao, zio Valerio. In tanti sono saliti ieri a Tomo per i funerali di Valerio Giusti, morto sabato pomeriggio improvvisamente di infarto. La toccante lettera della nipote Roberta: hai operato nell'interesse degli altri. Accesso agli uffici comunali di Feltre solo su appuntamento e con mascherina. Pedavena: abbattuti 2 alberi lungo la pista ciclabile. Furto in appartamento con l'auto della mamma in comune di Quero Vas. E siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Piano da 100.000 euro contro gli allegamenti a Vellai.
Il progetto riguarda la zona di via Borgonuovo. Sarà realizzata una vasca di accumulo e sostituiti circa 130 metri di tubatura. Seren del Grappa, via libera alle Altane per abbattere i cinghiali in valle. Lamon, acqua in Valnuvola, muro comune GSP. Ma la carne manca la manutenzione delle fontane che servono la borgata e si gioca allo scaricabarile. Ed eccoci a Fonzaso, fallimento SAP, asta al rialzo per avere 2 Lancia Delta. Le 2 vetture storiche hanno fruttato un totale di oltre 100.000 euro. Dal primo lotto incassati 232.000 euro il 19 novembre, la terza puntata. Andiamo ancora avanti. Sospirolo, il Veses accende i riflettori sulla storia di Gena Media. L'associazione culturale sta lavorando al ripristino dell'antico lavatoio del paese. Dal Molin era il centro della comunità quando il paese era abitato stabilmente. ACC, il piano Italcomp approda alla Camera dei Deputati. Si tratta del futuro del grande stabilimento di Mel. Cesa rassicura sui capi frazione. Ragioniamo sul regolamento. Cesa, sindaco di Borgo Val Belluna. Ladri nelle case, incuranti di chi c'è dentro. Almeno 8 le abitazioni prese di mira tra furti riusciti o solamente tentati. Rubato qualche contante e 2 paia di calzini. Questo il resoconto dei furti a Ponte nelle Alpi con raid notturno a Casan. Un anziano ha sentito rumori sospetti. Erano i malviventi entrati in camera sua. Entrano al piano terra ma trovano solo cioccolatini in quel di Paiane, sempre in comune di Ponte nelle Alpi. Anche in questa occasione hanno messo tutto sottosopra alla ricerca di oggetti di valore. Una vicina si è insospettita e ha dato l'allarme. Telecamere e registrazioni sul tavolo dei carabinieri. Non ci sono effettivi testimoni tra i derubati. I ladri non sono stati visti in faccia e neanche da chi era in casa nel momento in cui mettevano a segno i loro colpi. Promozione del territorio. A Longarone arriva il portale web turistico. Entro poche settimane sarà lanciato il sito dedicato a far conoscere il comune. Croce sarà seguito da dépliant e libretti per raggiungere ogni tipo di pubblico. Striscioni in quota per dire un fermo o no ai nuovi impianti sulla Marmolada. Contestati eventuali finanziamenti regionali ed europei non procureranno alcun vantaggio al territorio. Questa è la convinzione dei promotori della manifestazione. Ed eccoci sulla pagina di Cortina. Con il masterplan potenzieremo la capacità ricettiva. L'assessore Gaffarini punta sullo strumento urbanistico. C'è una situazione di squilibrio rispetto alle valli vicine. Gli alunni a Domegge mettono in scena la storia della occhialeria. Completato il video pensato dagli scolari per raccontare l'economia cadorina. La demolizione della Lozza ha fatto da spunto per una vincente ricerca. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. Tutti i contagi comune per comune. La mappa della provincia con le persone attualmente positive o in quarantena. L'incidenza maggiore nella parte settentrionale. Ieri 225 casi e 3 vittime, un 60enne di Cortina e 2 anziani delle residenze di Limana e di Pieve di Cadore. E all'interno, a pagina 2, il Gazzettino di Belluno presenta proprio la cartina citata in prima pagina con la mappa dei comuni. Le zone pericolose restano Comelico e Cadore, scrive. A Santo Stefano l'incidenza del contagio è alta, molti casi anche a Belluno, Ponte, Santa Giustina e Feltre. I comuni in rosso Bordeaux sono quelli con l'incidenza maggiore di casi. Ne citiamo alcuni: San Pietro di Cadore, Santo Stefano, Domegge, Pieve di Cadore, Auronzo, San Vito e Cortina.
Alpago, Ponte nelle Alpi, Belluno, Limana, Santa Giustina e Feltre. Questi i comuni identificati dalla cartina come quelli con il maggior numero di contagi. Chiamate raddoppiate al 118, tempi di missione più lunghi. Superlavoro in questa seconda andata per la centrale operativa di Pieve. Il primario del SOE, Giulio Trillò, racconta queste giornate di soccorsi. Comportamenti idioti, migliaia di contagiati. L'accusa è del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, lanciato dopo la riunione con la regione e l'analisi dei dati. Si è scagliato il primo cittadino contro l'assalto del fine settimana, con Zaia e Lanzarin concordato un giro di vite. La sindaca di Valle, Marianna Offer, positiva al virus. Per fortuna, dichiara, ho solo sintomi lievi. È una tragedia, più vittime adesso che in primavera. Il virus nelle case di riposo. Un'operatrice si sfoga con la CGIL, ormai è un incubo. Fiocco, sindacalista della CGIL, il problema forse è l'attendibilità dei test rapidi. Qualcuno dovrà spiegarci le ragioni di quello che sta accadendo nelle strutture. Auronzo e Comedico ancora in difficoltà. A Pieve di Cadore 32 ospiti si sono negativizzati. Dolomie, Covid-free. RSA di Limana, in 2 giorni 63 positivi, tra cui 18 dipendenti. Zulian della CISL, chiediamo un tavolo con l'ULSS per monitorare la situazione e trovare soluzioni. Festa di San Martino, messa contingentata e cerimonia ridotta. La corrispondenza viene dal comune di Belluno. L'emergenza Covid ha costretto sia la diocesi che il comune a cambiare i programmi e a ridimensionare gli appuntamenti per questa festa. Il premio San Martino 2020, oggi un attestato in municipio in attesa della consegna pubblica in teatro del riconoscimento. Trova soldi e bancoposta e li restituisce al proprietario. Walter Meneghesso, portare il denaro in questura mi è sembrata una cosa naturale, che certo rifarei. Un bel gesto messo in evidenza dal giornale. Segherie bellunesi, la lama si ferma. Dopo 115 anni di storia, l'importante azienda cittadina non lavorerà più i tronchi e si occuperà solo di commercio. L'amministratore Girolamo Collarin, i tempi sono cambiati e i falegnami che si rifornivano da noi sono quasi scomparsi. L'ultimo acquisto di un pezzo di cirmolo dello scultore Mauro Corona, mi rifornivo da loro dal 1975. Terza commissione, Mongillo nominato presidente. Siamo con una notizia relativa al Consiglio Comunale di Belluno. Raffaele Addamiano doveva essere un nome condiviso e invece è arrivato senza nessun preavviso. A Tomo l'addio a Valerio Giusti, l'assessore con il sorriso. In una lettera dai nipoti al funerale ripercorsa la vita del politico e volontario. All'ultimo saluto anche la squadra dell'Enal che lo aveva visto dirigente. Nella parrocchiale anche l'omaggio del sindaco Perenzin e della polizia locale con il comandante Filiberto Facchin. Basta allegamenti a Vellai, lavori al via a Borgo Nuovo. Costo del progetto 100.000 euro coperti con i canoni idrici. A Feltre la scalinata del Duomo sistemata dal Fondaco. ACC, liquidità agli sgoccioli, frenata sulla nuova Italcomp. Il sottosegretario, tempi non maturi per definire la composizione societaria. Intanto la Commissione UE prende tempo per dare il via agli aiuti di Stato. La viabilità si rifà il trucco a Cencenighe, sul tavolo 2,5 milioni di euro. Al via 2 cantieri lungo l'ex strada per Taibon e quella delle Vallesine. Veneto Strade classificherà il tratto vicino all'Istolade come pista ciclabile. Ladini snobbati, i sindaci scordano la nostra storia.
Anche le presidenti dell'Unione attaccano Grones e Ghedina, che non avevano nei giorni scorsi dimostrato particolare entusiasmo all'idea di portare avanti la battaglia per il distacco dei loro comuni di Livinallongo e Cortina dal Veneto per approdare in Trentino Alto Adige a seguito del referendum celebrato qualche anno fa. Impiantisti in rosso, stagione in forse. Minella siamo in perdita del 50-70%, speriamo nei ristori, impossibile per ora stabilire quando apriremo. Ieri l'assemblea di categoria, attendiamo un protocollo attuabile, non possiamo certo tracciare tutti gli sciatori. Incognite su troppi fronti, sottolineano. Vedremo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i ristori, per ora si parla di cifre ridicole. Cannoni portati in quota per tentare di innevare la rinnovata Labirinti a Cortina d'Ampezzo. I generatori portati ad oltre 2000 metri dall'elicottero, ma Covid e caldo costringono per ora a tenerli fermi. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.